sono sicuro che Giuseppe Castiglia starà pensando in questo istante, lo vedo in viso, ai tempi di Radio Club e soprattutto a quello che si faceva ai tempi a Radio Club, cioè si passavano tutte queste belle canzoni e quindi probabilmente insomma gli ho regalato un momento di bei ricordi e anche un po' di nostalgia, perché no? Abbiamo qualcuno in linea, pronto? Buongiorno, non è la sveglia ma è RSC Radio Studio Centrale. No signore, no. Che mala nottata. Che è successo? Mala nottata, che mala nottata. No signora, che è successo? No. Ieri quello presepe mi vende, ne hai visto mo presepe, ma che è successo? Vabbè, certo è un presepio. Certo è un presepio. Che è successo signora? Che è successo? Niente, mentre come parrino vuol dire se fassavo, che ci fa mettere per forza questo personaggio del presepe mi vende. Io non consumavo a tutti. E perché signora? Che è successo? Ci messo il venditore delle loppine. Il venditore delle loppine. Guardi, non mi risulta, però magari sì, poteva anche starci bene il venditore di luppine. Queste sono quelle pensate che c'avevi cosa? Padre Matarazzo. Si chiama, prego? Padre Matarazzo. Padre Matarazzo. Sì, ma è un parroco abusivo. Ma come abusivo? Abbiamo una chiesa abusiva che non la conosce nessuno. Che significa, signora? Una chiesa abusiva, siccome non ce l'hanno data di diritto, diciamo. Che dice? E comunque niente, avevo fatto questo presepio, tutti contenti. Un anno, come visto e chiesto il venditore delle luppine, cominciava a buttare la mano e pigliava il luppino. Regalava due luppine, tre luppine, un chilo di luppine. A un certo punto un doppavo, non c'era vicino mischino. Si ci depositava tutta la sostanza luppinosa. Signora, non entri nei dettagli, abbiamo si ci depositava dei vini. Ci indoppavo tutti i vini, per cui niente, la nottata, per ospedale, mi credo una cosa. Mamma mia. Potevamo magari andare a Mavara, niente, non abbiamo potuto risolvere niente. Cioè, dopo che l'ospedale ha dato forfè, subito dalla Mavara. Poi la Mavara ci disse, portatelo il dottore dei vini. Prego? Il dottore dei vini, che Luca stoppa i vini. Ma che c'è? Stoppa i vini del... Sai come si chiama il dottore dei vini? No. Enologo. Ah, ho capito, vabbè. Che stoppa i vini. Sì, certo. E niente, siamo qua che stiamo facendo le fila. Quindi siete all'enologo, sicuro? Cioè, ve l'ha detto la Mavara, quindi insomma siete... La Mavara ci ha detto che il dottore dei vini si chiama enologo e l'assistente sommelier. Ah, perfetto. Siete in una botte di ferro, signora. In una botte sicuro. Di ferro non saremo, ma una botte. Siamo consumati, ora vedremo, speriamo che si ricopiglia il nonno, no? Perché poi devo dire, con l'anno c'è il stomaco di ferro. È abituato, si è calato di tutto, si è mangiato scacciato a casa, ma io solo. Beh, insomma, però quanti luppini, scusi, Qualche cicchio e mezzo, pare l'ultimo. Un po' esagerato, effettivamente. Ma adesso soffre, sta soffrendo. Uguali, tipo inviato un coma, gli ho messo a quattro spade, non mi sento quattro spade. È lì vicino a lei? Sì, io qua corricato. Me lo faccia sentire. No, vediamo su. Me lo faccia sentire un po'. No. Niente. Proprio a 4 di spade alla grande, È beato un po' morto, meschino. Non ci siamo preoccupati che era in coma. Ah, sì. Invece ci siamo accorti che non è in coma. Come avete fatto a capire che non è in coma? Come abbiamo fatto a capire che non è in coma? Cioè, come si distingue se... Sì, che hanno fatto un sonno, vedete? Lo spiegavo un attimo. Ma era della birra Messina, insomma, 3 kg e mezzo dello pino. Cioè, ma scusi, sta male, c'ha le vene, le arterie praticamente. L'arteria la moto sempre, quando ne scivo. Intasatissime e chiede la birra, ma roba davanti. Niente, ma sai che non ci caliamo più di questo presepio. No, ma che c'è, signora, ascolti, lei può andarci tranquillamente, il problema è che deve stare attenta al nonno, in sostanza. Certo, se poi per esempio a Padre Matarazzo ci viene l'idea di metterci un cuzzolano, che facciamo? Che ha fatto un baccozzo di Messina? No. A Cossolo della Playa? No, decisamente no. Che fa? Stiamo scherzando? Decisamente un anno io, un patrimonio prezioso della famiglia. Sì. Ma no, perché è un anno, perché è parte della famiglia. Perché l'uno che aveva i soldi che porta la pensione a casa, capisci? Ma non le dica ste cose. Io sono convinto che lei le dice, ma non le pensa. Perché stai scherzando? Noi ci siamo programmati. Ignazio ha fatto tutto. Ignazio, mio cugino, sì. Ormai ha programmato tutto. Quella brava persona di Orazio, di Ignazio, aggiungerei. Una persona, come no, certo. Infatti già disse, quando muore un anno, congelammo, e per 6 anni continuiamo a picchiare la pensione, facciamo fare la procura. Ma signora, ma la smetta di dire come cambiamo, signor Fabio, come andiamo avanti? Ma vabbè, ma insomma, trovi un lavoro differente, faccia per esempio lavorare Ignazio in modo che possa portare un po' più di denaro in casa, ma piuttosto che farsi venire in mente ci ha provato tante volte. Signora, non è fortunato questo ragazzo, non è fortunato. Umano non sembra, umano non è. Una volta faceva un pattiano dal cimitero. E niente, se si fece scappare, poi si fece rubare un morto. Ma come si è fatto rubare un morto? Io lo devo rubare un morto. Ma come può succedere una cosa del genere? Perché sta, dice che era periodo dei morti, si giocavano, non sei morto, non sei in mente.
Ma dico, non ti fare rubare, poi tu se dormisci io, si rubano molto. Vabbè. Quello che ci rubare sto portando la panoscia. E quindi hanno rubato due cose contemporaneamente. Allora troviamo molto soffottello. Casualmente. Sento, la saluto, ma ci può mettere la canzone per noi? Ma non lo so. Perché stanno copigliare una cosa bella, allegra. Allora, guarda, faccio un'eccezione oggi. Mi chieda una canzone e vediamo se posso accontentarla, giusto? Così io comincio a mandarla. Lei è vicina. Una moderna, che ne so, Peppino di Bari. Vediamo, Peppino di Bari. Peppino Gagliardi. Peppino Gagliardi. Guardi, vado con Peppino Gagliardi subito. Attenzione, però lei mi deve promettere che mentre io mando questa canzone lei avvicina il telefono al nonno e gli fa sentire due note precise. Proviamoci. Ecco, avvicini il telefono al nonno. Questa è la mia poesia, dica, è la mia poesia di Peppino Gagliardi. No, è di Peppino Gagliardi, signora. È la poesia di Peppino Gagliardi questa. Esatto, capaci sono speaker. Vediamo, faccia sentire. È bellissima, tra l'altro. Ma quando canne questo? Canterà prima o poi. Vedi che c'è Peppino Gagliardi. Avvicini il telefono. Scusi, dorme come? Ma no, ma poverino. Lo sento, signora. Va bene, niente, guarda. Allora facciamo, va bene, l'ho capito. Cerca il direttore, la prego, una cosa allegra, una cosa che lo risolleva, va bene. Va bene, metto una bella canzone dance di queste moderne, chissà se il nonno. La ringrazio, preghi per noi. No, vabbè, ma lei mi faccia sapere eventualmente, mi faccia sapere se dovessimo avere delle novità. Notizie. Va bene, grazie signora Nunzia, grazie davvero. Noi siamo un po' dispiaciuti per il nonno della signora Nunzia che sta un po' male, però speriamo che si possa riprendere quanto prima.